I tentativi di mediazione della Pax Ferragostana sono caduti nel vuoto. Respinge al mittente la proposta arrivata dalla prefettura di Venezia il presidente della regione Luca Zaia, che sui profughi ribadisce il no su tutta la linea. No a nuovi arrivi, ma soprattutto no a quel ruolo di coordinamento chiesto dal prefetto Cuttaia alla regione Veneto e invocato dalle opposizioni. Il coordinamento non spetta alle regioni perché c'è scritto, fra l'altro, che non spetta alle regioni, perché c'è scritto che il Ministero degli Interni interloquisce con le prefetture che mandano gli immigrati sui territori. Ma se qualcuno volesse il coordinamento, possiamo dirlo che i sindaci sono in grado, assolutamente, quelli che vogliono immigrati, li voglio anch'io. Nessun coordinamento della regione, tutte le responsabilità a questo punto ricadono sulle spalle dei sindaci. No arriva dai sindaci della Lega, dal Padovano, dove i primi cittadini del centrodestra sono pronti a disertare il nuovo incontro convocato in provincia. Massimo Bitonci, in attesa dello sgombero previsto alla caserma Prandina, ha avviato una serie di ispezioni. A Treviso il no alla hub alla caserma Serena arriva da Giovanni Manildo e dal sindaco di Casier, Miriam Giuriati. Non secco anche da Cona, nel veneziano, dove la situazione è al limite. 579 comuni, solo 5 sindaci hanno dato disponibilità. E io li capisco questa grande maggioranza che non dà disponibilità. Il coordinamento delle emergenze il Presidente lo offre su un piatto d'argento all'Anci Veneto. Intanto il no resta chiaro anche sulla hub regionale. Siamo contrari agli hub regionali, siamo contrari a tutte queste forme di ammassamento che poi comunque diventano delle bombe sociali, è inevitabile. Ma soprattutto diciamo che l'Africa in Italia non ci sta.